Sostanzialmente all'ultimo dell'anno fino a mezzanotte meno 20 non c'era nessuno in piazza San Marco. La gran parte di persone che erano uscite da Palazzo Ducale, che è stato aperto fino alle 23. E quindi non c'era proprio assolutamente niente. Quindi quelle immagini non sono veritiere? No, sono veritiere di una situazione che si è creata tra le 23:45 e le 0:10. La gente che è arrivata in piazza, uscendo dalle mercerie, gran parte uscendo dalle mercerie, tant'è che le mercerie per un certo periodo sembrava un flusso di un fiume in piena, e sono arrivate alcune migliaia di persone in piazza contemporaneamente per farsi sostanzialmente gli auguri. Tanta la gente in piazza San Marco a Venezia la notte di Capodanno, è vero, tuttavia non si è trattato di assembramento se non per un effetto ottico di riprese fatte da vicino con il telefonino. Insomma, una stupidaggine, dice Serafico, il comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini. Quella è una vera stupidaggine, nel senso che noi abbiamo le telecamere che fanno vedere tutto il contesto. Se uno si mette col telefonino in mezzo a 30 persone e lo fa girare, sembra che ci sia la folla infinita. Fatto sta che nessuna multa né sanzione è stata elevata semplicemente perché ne mancavano i presupposti. Tutti hanno rispettato le regole. Prosegue sempre Agostini, spegnendo così ogni tipo di polemica e bagarre sulla gestione dei flussi di arrivi per la notte del 2022. E si vede anche dai filmati che aveva la maschera. Non è mica vietato andare per la pubblica via,